Eccoci in Polonia, siamo in Polonia, in realtà no, io sto a Roma, sto vicino Roma, voi state nelle vostre città e nessuno è ufficialmente in Polonia, ma metaforicamente siamo a Danzica, peraltro una delle città più belle della Polonia, e abbiamo ammirato sia la città sia il meraviglioso stadio costruito per gli europei del 2012 in cui giocò anche l'Italia a Euro 2012. Buongiorno a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Le vecchie avversarie. Perché questa introduzione sulla Polonia? Perché oggi parliamo di una squadra veramente tanto antica come ricordi, ovvero del Lechia Danzica, squadra della città appunto di Danzica, una città enorme, tra l'altro 487.000 abitanti, fondata nel 1945, che non ha scudetti, non ha titoli nel suo palmarès, nel suo archivio calcistico, ma ha 2 Coppe di Polonia nell'83 e nel 2019 e 2 Supercoppe. Quando arriva lo scontro, l'unico scontro peraltro con club italiani nelle coppe europee, che poi è il motivo per cui parliamo di queste squadre in codesta rubrica, arriva nella Coppa delle Coppe 83-84 proprio a seguito della vittoria della Coppa di Polonia del Lechia Danzica e ovviamente che si scontra con le altre vincitrici di coppe nazionali di altri paesi europei e arriva ai 16esimi di finale lo scontro con la Juventus di Giovanni Trapattoni. Lo scontro arriva quasi subito, arriva a settembre. E onestamente la Juventus non fa assolutamente fatica a qualificarsi addirittura al vecchio Comunale di Torino, che è lo stadio dove gioca oggi il Torino, ristrutturato, diverso, se lo vedete. Ho visto una ripresa dall'alto, paragonata, effettivamente lo stadio è quello, ma è completamente diverso oggi. Però lo stadio Comunale di Torino ospita Juventus Lechia Danzica e la partita finisce 7-0 per i bianconeri, il che significa che al ritorno potevano anche evitarsi il viaggio in Polonia, ma invece il regolamento prevede che si debbano giocare per forza andata e ritorno. La Juventus vince anche 3-2, vince anche al ritorno 3-2 in una partita che calcisticamente dice poco o nulla e comunque non vale per la qualificazione ormai archiviata dalla Juve all'andata, ma è ricordata ancora oggi per la presenza in tribuna del leader del movimento Solidarność, famosissimo in Polonia fino agli anni 90, e c'è il leader di questo movimento, Lech Walesa, che viene inquadrato probabilmente più dei calciatori in quella partita da sbadigli, che vede comunque la Juventus vincere 3-2 e passare il turno. Dopo qualche caduta negli anni, il Lechia Danzica ha affrontato qualche retrocessione di troppo, si trova comunque oggi nella massima serie polacca, non lotta per il titolo e ha avuto probabilmente in quegli anni 70 e 80 il suo livello più alto di storia. Ha raccolto forse un po' meno di quello che poteva, ma tant'è. Lo ricordiamo lo stesso, chissà che un giorno non torni in Europa e non affronti qualche altra squadra italiana, e chissà che noi non arricchiremo a quel punto i nostri racconti aggiungendo la sfida del futuro. Per il momento, per oggi, al 2026, la sfida è una, con la Juventus, nella Coppa delle Coppe 83-84. Ci vediamo giovedì prossimo, anzi venerdì prossimo, perché giovedì, venerdì oggi, venerdì prossimo con un'altra squadra e un'altra epoca forse.